Via Fenadora ad Artendi Fonzaso scorre parallela alla 50 del Grappa e Passorolle, una strada interna a servizio delle numerose aziende della zona artigianale ed è all'interno dell'area della Mauser che questa mattina il giallo sulla scomparsa di Emilia Santurini, 63 anni, di Fonzaso, è stato disvelato in tutta la sua drammaticità. Il corpo di Emilia Santurini è stato sbalzato al di là della recinzione dell'azienda Mauser e questa mattina è stato proprio un dipendente a fare la macabra scoperta. Della donna non si avevano notizie da ieri sera, dopo che era uscita per fare la sua normale, consueta passeggiata serale. È stata la figlia a lanciare l'allarme, a far scattare le ricerche della madre, proseguite per tutta la notte. Alle 7:35 di stamattina i dipendenti della Mauser hanno scorto il corpo inerme della donna sul prato di un aiuolo all'interno del cortile aziendale. Dai primissimi accertamenti eseguiti dai sanitari del SUEM e dai carabinieri del Norma di Feltre è stato subito chiaro che Emilia Santurini era stata investita e che il violento impatto con un'auto aveva sbalzato il suo corpo oltre la ringhiera che delimita la Mauser. La notizia si è immediatamente diffusa a Fonzaso, dove la donna abitava in via Don Pietro Corso 45, di fronte all'Istituto Canossiano. Là le robe proprio da non credere, insomma. Ma ella era in parte perché la fa sempre sul giro. Anzi, è la suocera di mio nipote. Suo marito ora gira per destra e per le dite, ultimamente era in Canada. Era una ragazza in gamba, andava a fare ore per gli anziani, ma niente di tutto ciò, andava a casa in gamba. La conoscevo che vedevo la sera che andava a passeggiare alla mattina così. La conoscevo così perché è la mamma di una mia amica. I carabinieri del Nord, in collaborazione con il nucleo investigativo di Belluno, sono riusciti in poche ore a rintracciare il responsabile grazie ai frammenti di carrozzeria dell'auto recuperati nei pressi del luogo dell'impatto. Si tratta di un 24enne della zona che è stato rintracciato sul posto di lavoro. Il giovane ha riferito di non essersi accorto di avere investito una persona e per il momento nei suoi confronti l'autorità giudiziaria non ha emesso alcun provvedimento. Il reato da accertare è quello di omicidio stradale, che potrà essere contestato solo dopo l'esito dell'autopsia sul corpo della 63enne, le verifiche sulle condizioni della strada, asfaltata da poco e priva della segnaletica orizzontale, e ambientali. Ieri sera la visibilità potrebbe essere stata condizionata dalla fitta nebbia che gravava sulla zona. Chi abita in via Fenadora però invoca da tempo interventi per la messa in sicurezza di quella strada. Qua la gente sfila a velocità incredibili, sia con le moto che con le vetture. Abbiamo avvisato il sindaco, non ha fatto mai niente. Metta un autovelox anche qua, che allora forse la gente si calma.